Anno 2015, a Vigonza il comune restaura uno dei suoi gioielli, il borgo rurale progettato negli anni 30 del Novecento da Quirino De Giorgio. Alle spalle del complesso si lavora alla creazione di un impianto di fitodepurazione delle acque, si gettano vasche in cemento e condotte idrauliche quando spuntano dei preziosi resti romani. Il perimetro di un sacello con pianta a T risalente a 2400 anni fa. Ecco i resti di uno uguale trovato in Tunisia, che fu impero romano. Ed ecco come doveva essere nell'emozionante ricostruzione al computer fatta dagli archeologi dell'allora Soprintendenza del Veneto. Ecco anche un pozzo romano a 9 lati, ce ne sono solo 2 in Italia. Ma questo conferma la presenza romana in questo territorio, conferma che Vigonza, mettendo insieme i dati archeologici con i dati anche geomorfologici, deriva il suo nome da un bivio come Biguncia, era il punto dove la strada che proveniva da Padova andava da un lato a Treviso e dall'altro verso il monastero di Sant'Ilario, quindi verso Mestre. Il lavoro di ricerca guidato dall'archeologo Matteo Frassine è ora in un libro edito dalla Soprintendenza. I risultati emersi cambiano la storia di Vigonza. Noi abbiamo la fortuna di aver trovato questo come amministratori attuali in continuità soprattutto con la determinazione dimostrata dal mio predecessore, che nell'ambito appunto di questo complesso lavoro sono riusciti praticamente a fare in modo di far emergere tutte queste importantissimi ritrovamenti che danno in realtà uno slancio e una continuità ed una storia che praticamente viene riscritta per quanto riguarda Vigonza.